Ricordato il commissario Beppe Montana a 40 anni dall'uccisione. Il consuntivo dell'attività del presidente Giuseppe Pendolino. 20ª edizione del premio Sipario d'Oro. Ieri la premiazione. Tra i premiati l'imprenditore italo-americano Joe Farruggio di Castrofilippo. Cronaca: contrabbando di sigarette, operazione dei finanzieri di Palermo. Fine pena per Patrizia Messina Denaro. Bentrovati da TVA Notizie. 40 anni fa la mafia uccideva a Palermo l'agrigentino commissario di polizia Beppe Montana. Oggi ad Agrigento il ricordo davanti alla questura con la deposizione di una corona d'alloro. Arturo Cantella. Oggi 2 cerimonie, una qui presso la questura con la deposizione di una corona, un'altra all'Istituto del Seneto per ricordare un martire della polizia montana. Sì. A seguire ci sarà anche la messa alle 10:30 alla Badiola, che abbiamo acquisito come nostra chiesa di elezione, dato che è a San Michele Arcangelo il nostro patrono. Sì, oggi è una giornata importante, 40 anni senza Beppe Montana, 40 anni senza Beppe Montana perché la criminalità organizzata, la mafia, lo ha sottratto, perché compiva il suo dovere portando un suo messaggio di legalità e giustizia, perseguendoli e arrestandoli. Sapeva benissimo i rischi che correva e metteva probabilmente in conto quella che poteva essere la sua fine, ma la determinazione nel tener fede al giuramento e difendere cittadini e la legalità comunque non lo hanno fatto desistere da portare avanti quella che lui considerava una missione e che noi dobbiamo considerare un esempio. Un impegno che continua costantemente e quotidianamente il controllo del territorio per garantire la sicurezza ai cittadini. Sì, è un nostro dovere quello del controllo del territorio, anzi è il nostro primo aspetto che dobbiamo tener conto se vogliamo considerare l'attività di prevenzione e non solo di repressione. La volante, come mi permetto di dire, anche le macchine degli altri forze di polizia, la loro solo presenza sul territorio comunque costituisce un presidio di legalità e uno strumento di prevenzione. La cerimonia non solo per ricordare, ma dico soprattutto per attualizzare. Montana ha dato il sacrificio con la vita negli anni '80, che come sappiamo erano gli anni cruenti delle lotte tra le cosche mafiose. Oggi la situazione è ben cambiata. Sappiamo che la mafia ancora opera in maniera subdola e sotterranea, però uomini come Montana hanno tramandato oggi agli uomini della Polizia di Stato, ma anche di tutte le forze dell'ordine, quelle tecniche investigative molto raffinate. Oggi noi traiamo benefici dalle attività svolte da uomini come Antiochia, Montana, Cassarà e questo lo vediamo nelle attività quotidiane, un'azione molto sinergica tra forze di polizia e la magistratura che consegue ottimi risultati, sia in termini di confisca di beni mafiosi, sia in termini proprio di azioni preventive sul territorio. Cito tra queste l'attività che io svolgo in prima persona sotto il profilo della confisca beni e soprattutto dell'adozione di interdittiva antimafia nei confronti di quei soggetti che operano in zone grigie e che quindi subiscono influenza da parte dell'organizzazione mafiosa. Il consuntivo dell'attività svolta dal presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Vediamo. Presenta un consuntivo della sua attività di presidente del Libero Consorzio in questi primi mesi. Ce lo può fare? Sì,
certo che ve lo posso fare. Io vi ringrazio per la massiccia presenza, ecco, e sono grato di essere venuti. Noi in questi 100 giorni abbiamo cercato un pochettino di dare una spinta a quella che è la macchina amministrativa della provincia. Come ho detto prima, una macchina amministrativa però che era stata gestita bene, al di là che era un po' abbandonata a se stessa, perché i commissari, diciamo, si limitavano soltanto all'ordine di amministrazione. Quindi mi devo complimentare con tutti i dirigenti, i funzionari e gli impiegati della provincia per il grande senso di responsabilità che hanno avuto a custodirsi il proprio posto di lavoro e anche la nostra provincia. Noi abbiamo sin da subito dato un impulso per migliorare quella che è la viabilità, abbiamo finanziato 10 milioni e 500 mila euro, abbiamo finanziato 4 milioni per rendere sempre sicure le scuole e quindi sicuri i nostri figli, abbiamo finanziato 1 milione e 300 mila euro per il patrimonio della provincia, perché il patrimonio della provincia è un patrimonio di pregio, abbiamo palazzi antichi che vanno custoditi e valorizzati. Dopodiché stiamo lavorando con una stagione ricca di eventi che fino adesso ha avuto grande successo del teatro delle Febò, e stiamo continuando a valorizzare quello che è tutto il territorio della provincia attraverso dei piccoli contributi che saranno dati ai comuni e con finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre sia per l'artigianato, l'agroalimentare e il turismo. Quindi, l'aeroporto Salvini dice vediamo, Pisano dice ci siamo, Schifani non ne parla. Guardi, io dico che come provincia in maniera concreta noi abbiamo investito per far inserire l'aeroporto nel piano nazionale degli aeroporti, quindi io dico che quello che è il compito della provincia è stato fatto in maniera sinergica e incisiva. E dopodiché io non mi sbilancio perché, ecco, come ha detto bene lei, ci sono diverse fonti, quindi nel momento in cui saremo inseriti nel piano nazionale degli aeroporti poi parleremo del dopo. Il personale futuro, Presidente? Ma guardi, sul personale futuro noi cercheremo di bandire i concorsi perché, ecco, il personale è carente, molti se ne andranno in pensione da qua a 2 anni. Ci sarà circa il 40% degli impiegati della provincia che andranno in pensione, quindi dobbiamo correre per dare la possibilità alla provincia di non perdere professionalità, e le professionalità non si perdono se almeno diciamo, i nuovi collaboratori della provincia potranno stare accanto a tutta la dirigenza e ai funzionari almeno per 1 anno e mezzo per poter, ecco, formarsi, perché la formazione è una cosa importantissima, una cosa che ci tengo anche a precisare. E questa provincia sarà comunque una provincia che cercherò di farla distinguere perché punterò tantissimo sulla formazione del personale. Viabilità ed edilizia scolastica sono queste le principali criticità. Viabilità ed edilizia scolastica, l'ho detto prima, abbiamo già quest'anno abbiamo già messo quasi 20 milioni di euro di bilancio provinciale, in più domani alle 3 con l'ingegnere Di Carlo saremo dall'assessore a Ricò per sottoscrivere altri accordi per finanziamenti proprio sulla viabilità, dopodiché ci attiveremo anche col Ministero per avere finanziamenti per gli istituti scolastici come l'Enrico Fermi, il Politi e altre scuole che se eventualmente ne avranno di bisogno. Dico, con questi 4 milioni però siamo sicuri che metteremo a norma tutti gli altri istituti e garantiremo diciamo, una dignitosa e corretta formazione dei nostri ragazzi. State puntando anche sulla valorizzazione dei siti della provincia? Sì, culturali. Ci stiamo puntando tanto sui siti e stiamo cercando anche di portare avanti un accordo col parco archeologico che eventualmente, se riusciamo anche grazie diciamo, al personale della provincia, poter mantenere aperti dei siti anche del parco al di fuori della città di Agrigento. 20ª edizione del premio Sipario d'Oro, premio ideato da Lelio Castaldo. Ieri la cerimonia presentata da Margherita Trupiano al Teatro dei Templi. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella.
Si è svolta ieri sera la 20ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro al Teatro della Panoramica dei Templi, ideato da Lelio Cassaldo e condotto dalla collega Margherita Trupiano. Diversi i premiati, tra cui Francesco Messina, manager, Francesco Fiorica, oncologo, Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità, Antonello Piranio, giornalista, direttore del quotidiano regionale La Sicilia, Giuseppe Farrugio, imprenditore di origine castrofilippese emigrato in America, e Marcello Giavarini, noto imprenditore della società energetica Ecogreen. Tra gli interventi artistici il defilé di moda e l'intervento del bravissimo raffaellese Mimmo Galletto. Io penso che fra 5 anni faremo un quarto di secolo che esiste questa manifestazione. Sono contento, sono felice perché posso dire tranquillamente che è una mia creatura. Siamo giunti alla 20ª edizione, col tempo siamo sempre cresciuti, abbiamo sistemato alcune cose, speriamo di andare avanti sempre con questo passo. Francesco Messina, grande manager siciliano, oggi riceve il premio Sipario d'Oro. È sempre una grande gioia tornare ad Agrigento anche per questi eventi, e ringrazio Sipario d'Oro per questo riconoscimento che mi è stato attribuito. Veronica Bindi, questo premio Sipario d'Oro oggi ad Agrigento. Sono estremamente onorata di ricevere questo premio, è un premio alla 20ª edizione, una cosa estremamente importante. Quest'anno Agrigento è la città della cultura italiana e sono onorata di farne parte. Quindi ringrazio Agrigento, ringrazio gli agrigentini, questa terra così importante, così piena di cultura, di calore umano e di bellezza, dico tanta bellezza, e veramente sono senza parole per questo premio, felicissima, e vi ringrazio a tutti. Spero in futuro di poter dare quello che ad Agrigento, quello che Agrigento sta dando a me in questi giorni e in questo momento. Professore, un premio sicuramente molto interessante, quello del Sipario d'Oro, dove lei ha avuto modo di dare anche dei consigli sulla cura del cancro. Sì, sono molto orgoglioso di questo premio perché è lì, l'ho ottenuto dove affondo le mie radici, e quindi sono contento per questo. Sono molto contento di aver potuto dare alla popolazione alcuni concetti per la cura del tumore e soprattutto per prevenire il tumore, perché secondo me quello è l'impatto maggiore che noi dobbiamo dare nella nostra società. Nicolò Mannino, ad Agrigento per questo premio. Un premio molto particolare perché vedo che siamo nella Valle dei Templi, dove Giovanni Paolo II il 9 maggio del 93 lanciò l'anatema contro la mafia, e dove Monsignor Carmelo Ferraro, intervistato da un emittente nazionale, disse che da quel grido è nato il Parlamento della Legalità come risposta culturale. Il Sipario d'Oro per me vuol dire qualcosa di significativo, perché quando c'è il sipario bisogna trovare l'opportunità e il coraggio di mettere da parte il velo e recitare a soggetto. Questa sera si recita a soggetto, si recita col cuore, si recita con la bellezza, si recita con tutto quello che c'è in ciascuno di noi. E poi, se il sipario oro, è perché ognuno di noi ha un cuore d'oro che deve mettere a servizio di tutti coloro che non hanno voce. E quindi questa sera io questo premio lo dedico alla memoria di Giovanni Paolo II, Monsignor Carmelo Ferraro, che mi portò ad Agrigento. Lo dedico a tutte le persone belle come Antonella Zambuto, Salvatore Sardisco, Elga Guardini. L'elenco è grande ed è infinito, perché ognuno di noi deve avere il coraggio di essere nel Sipario d'Oro voce di libertà e di bellezza. Oggi questo premio importante, Sipario d'Oro, alla sua carriera, alla sua esperienza lavorativa. Grazie, sì, veramente è una cosa molto, molto accettata, molto bella. Ecco, ci racconta brevemente la sua esperienza? È lunga, parliamo di 50 anni più di esperienza lavorativa in America, in poche parole, da un piccolo paese di Castrofilippo a Washington, a Georgetown, gestire uno dei più elite ristoranti di Washington e poi altre cose. Ok, grazie. Antonello Piranio, oggi questo premio qui, Sipario d'Oro ad Agrigento. Motivo d'orgoglio, si premia non la persona ma il giornale che rappresento, il giornale La Sicilia, che
che ha 80 anni proprio nel 2025, è il giornale dei siciliani per eccellenza, per vocazione, per ambizione. Stiamo affrontando una nuova sfida che è quello di rendere ancora più regionale, ancora più presente sui territori questo quotidiano attraverso il cartaceo, i social, tutte le varie piattaforme. Laddove c'è informazione noi vogliamo esserci. Che tra l'altro ricordiamo ha cambiato proprietà, Ciancio ha un po' lasciato le reti a una nuova proprietà. Sì, un imprenditore giovane di 39 anni, un italiano d'America, nativo di Acireale, un imprenditore che ha fatto successo in America, che adesso è molto legato alla propria terra, ha scommesso sull'informazione. In questo anno 2025 ha fatto delle altre acquisizioni, non ha esperienza nell'editoria e vuole portare il giornale a essere un ponte tra culture diverse, tra mondi diversi. Weekend d'arte nel centro storico di Siculiana. L'intervista al sindaco Giuseppe Zampito. Weekend d'arte è una bellissima iniziativa che consentirà ai visitatori, ai turisti, ma anche ai nostri residenti di scoprire i tanti luoghi di interesse culturale che Siculiana offre. È un itinerario che parte da Palazzo Agnello con 2 mostre, la dote della sposa che rievoca il tradizionale matrimonio degli anni 50 con tutti i riti, e poi una mostra bellissima che in qualche modo come dire, richiama gli amici della musica, l'associazione siciliana Amici della Musica, che aveva proprio sede qui, e qui il presidente Francesco Agnello è stato uno dei padroni di Palazzo Agnello. L'immobile adesso è di proprietà del comune. L'itinerario poi continua con la visita al santuario del Santissimo Crocifisso, luogo del Cuore Fai, una mostra su tradizioni e devozioni religiose, e poi il Museo Vasto naturalmente dedicato a Ayrton Senna, fino al Museo Mede, dove ci sono le mostre, una più personale degli artisti siculianesi, Siracusa Alfonso Orlando e Giuseppe Sinaguglia. È un'occasione per vivere il turismo di sera. Siculiana offre delle bellissime spiagge, ma offre anche un centro storico di qualità con iniziative di questo tipo. I visitatori arriveranno nei luoghi culturali, ci saranno le guide, quindi è un modo per vivere l'estate coniugando lo svago e il divertimento, ma anche un momento per conoscere meglio un'identità forte come quella del comune di Siculiana. Giovedì 7 agosto a Castrofilippo, con la presentazione del libro Rinascere tra sentimenti e femminilità, la raccolta di poesie di Giorgia Graci, verrà ricordata la giovane artista scomparsa il 27 dicembre dello scorso anno a causa di una grave malattia. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia e l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo esprimono solidarietà e vicinanza al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, vittima di intimidazione e minacce. E torniamo al premio Sipario d'Oro con un servizio e un'intervista alla moglie dell'imprenditore di Castrofilippo Giuseppe Gio Farruggio. Vediamo. Sul palco per il premio Il Sipario d'Oro al Teatro dei Templi c'era Giuseppe Farruggio, l'imprenditore italo-americano di Castrofilippo, premiato per il suo percorso umano e professionale nel mondo della ristorazione. Gio Farruggio ha scritto un libro per raccontare la sua vita e il cui ricavato della versione italiana verrà devoluto all'associazione che gestisce il centro Tau nel quartiere Zisa di Palermo. Il centro ogni anno accoglie oltre 300 bambini e adolescenti, accompagnandoli nel loro percorso scolastico e formativo. Lo spirito che unisce Gio Farruggio e il centro Tau è quello di creare la possibilità di riscatto attraverso la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro. Stiamo parlando di uno dei ristoratori italiani più apprezzati di Washington, che rappresenta un esempio per molti giovani. Lui il riscatto lo ha trovato strada facendo, impegnandosi giorno dopo giorno con passione. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato ieri pomeriggio con la moglie Teresa e con lo stesso Gio, prima di recarsi a ritirare il premio, il Sipario d'Oro.
Una bella storia quella di Joe, un successo condiviso con lei, Teresa, la donna che Joe ha conquistato ma non facilmente. Sì, allora io non è stato troppo facile conquistarmi, ma non perché io non avevo più nessuna intenzione di unirmi a qualcuno, sono rimasta vedova, però lui, persona perseverante, mi ha conquistato con gentilezza, con delicatezza, e da lì è nato la nostra coppia, che adesso dura da 10 anni, e dico sinceramente che per me è un successo vivere questo sogno, a dir la verità. Quindi mi sono trovata una persona completamente differente di quello che, insomma, all'inizio non volevo neanche assolutamente fare nessun passo di questo genere, ma adesso sono veramente contenta. Ecco, un pregio in particolare che ritiene di dover riconoscere a Joe. Joe è una persona perseverante, l'ho detto prima, lo ripeto adesso. Lui è una persona che quando mettono un obiettivo davanti, a qualsiasi costo veramente, lui arriva, piano piano, ma arriva, perché lui ci crede veramente. In tutte le cose che fa, lui ci mette l'anima, il cuore, il lavoro, le mani, lui ci crede. E quindi questo per me è il pregio, il miglior pregio di quello che io posso dire, la perseveranza, proprio è l'aggettivo giusto per poterlo descrivere. Ecco Joe, praticamente lei perseverando ha aspettato tanto tempo, ma alla fine l'amore ha trionfato. Sì, per me ero già divorziato da un bel po', e quando ho saputo che Teresa era divenuta single, che aveva perso il marito da qualche anno, non è che era, la conoscevo di vista, conoscevo la famiglia, i miei figli con i suoi figlie, erano amici, però non è che ci conoscevamo tanto. Ma quando ho saputo che ho chiesto a mia cugina, questo è un segretino, ho chiesto a mia cugina se la conosceva, mia cugina mi ha detto che era la sua cara amica, allora da lì ho incominciato a coccolarla, a farmi presente, però devo pure dire che ci è voluto un po' che lei mi notasse, però ne valeva la pena, allora ho proseguito il mio sogno. Ecco, lei con il suo lavoro è l'orgoglio di Castrofilippo e non solo. Il mio lavoro per me è una cosa che lo faccio naturale, lo sto facendo da 55 anni, ho iniziato dalla base e oggi mi sento molto comodo nel mio lavoro, e anzi devo dire che io non lo chiamo lavoro oggi, lo chiamo quello che mi piace fare, e lo faccio con tanto piacere, il tempo mi vola quando faccio un progetto, qualsiasi cosa. Portando in alto il nome di Castrofilippo, perché le origini sono quelle. Sì, Castrofilippo per me è proprio tutto, perché nei momenti più bassi della mia vita non mi sono mai dimenticato che ero di un posto che si chiamava Castrofilippo, e della mia famiglia e dei miei amici che io conoscevo. Castrofilippo mi dà un'identità, pur essendo in America un grande paese, però io sono sempre castrofilippese. Ecco, partendo dal titolo del suo libro, qual è il gusto del successo? Il gusto del successo per me è continuare a fare quello che si sa fare e trovarci gusto, trovarci piacere, e nello stesso tempo non lavorare solamente per me, lavorare per chi lavora per me, e creare una squadra, una team che è di successo. Per me è come una squadra di calcio, come una banda musicale, che tutti gli organi devono fare
il loro lavoro e il suono viene bellissimo. Sul rogo che ha distrutto la tenda della comunità Porta Aperta ha parlato ieri sul palco del Teatro dei Templi Suor Enza, delegata della missione. Ascoltiamola. Grave che ha minato la capacità della comunità Porta Aperta di continuare ad operare come finora hanno fatto. Lelio. Ti posso abbracciare, sorella, avviciniamoci. Spieghiamo alle persone cosa è successo una settimana fa, forse anche meno. Loro hanno una tenda, cos'è? Sì, prego. Ok, intanto grazie per questo invito. Sul palco in questo momento io rappresento tutta la comunità e tutte le forze belle e buone che sono ad Agrigento e che stanno dimostrando veramente molta solidarietà e molta voglia di ricominciare. Si può risorgere dalle ceneri. La cosa bella che rimane dopo l'incendio è che la croce non è stata distrutta, e la croce è la nostra forza perché è Cristo. Non è stato distrutto neanche il pannello con la scritta Comunità Missionaria Porta Aperta. Benvenuto, ti stavamo aspettando. Questo è il nostro motto, il benvenuto che vogliamo dare a tutti e sempre. Il cuore di Cristo è aperto, quindi non vogliamo chiudere, vogliamo ricominciare con più forza perché più sostenuti. Stiamo comprendendo da questo evento significativo che la tenda è un simbolo desiderato da tutti perché diventa il segno dell'accoglienza, dell'affabilità, del tratto umano, dell'incontro con l'altro, della semplicità e della fraternità vera che si snoda nel quotidiano attraverso anche vari momenti belli di ballo, di canto, di incontro semplice. Quindi grazie a tutti. Dal negativo traiamo sempre il positivo. Questo è anche un messaggio che voglio lanciare ai giovani: non scoraggiarsi mai, che pure dalle ceneri si può risorgere, e desidero anche che ci sia ancora di più un ambiente compatto dove poter vivere bene e meglio tutti. Lì la villa è un punto di passaggio di tanti. Quindi ci sono anziani, giovani, bambini. Alcuni bambini si fermano davanti a quelle ceneri che sono rimaste e dicono: ma il mio giocattolo dov'è? La mia bici dov'è? Cioè diventa il punto di riferimento anche per passare un momento bello, semplice insieme. Dovrebbe essere certo più illuminata, più attenzionata, e anche ritornando una nuova tenda dovrebbe essere più supportata anche da telecamere. Cronaca: contrabbando di sigarette, operazione dei finanzieri di Palermo in Puglia. Le fabbriche di sigarette di contrabbando sono state scoperte in Puglia grazie ad indagini partite da Palermo. Sono stati i finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano su delega della Procura Europea, ufficio di Palermo, a condurre una vasta operazione a contrasto della illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Le attività di perquisizione, che hanno visto un ingente dispiegamento di forze con il coinvolgimento delle Fiamme Gialle di Foggia e Bari, hanno consentito di rinvenire in un polo logistico situato a Stornara, nel Foggiano, un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette dotato di tutte le attrezzature e macchinari necessari. Oltre 1.300.000 euro è il valore dell'impianto, realizzato secondo i più avanzati standard tecnologici e in grado di produrre ogni giorno circa 2 milioni di sigarette all'interno dello stabilimento, strutturato su 2 piani, di cui uno seminterrato e insistente su un'area di oltre 3.000 metri quadri. Sono stati trovati 45 bancali di sigarette per un peso complessivo di circa 13 tonnellate,
165 sacche contenenti tabacco triturato, 134 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione. All'atto dell'accesso, inoltre, è stata rilevata la presenza di 10 soggetti di nazionalità ucraina e bulgara, alloggiati in stanze di fortune ricavate all'interno della medesima struttura. Tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria delegante per i reati di detenzione di tabacchi lavorati, di contrabbando e di contraffazione marchi. In un altro stabilimento, ad Andria, facente parte della stessa rete logistica, sono stati sequestrati ulteriori materiali per la produzione di tabacchi. I finanzieri sono giunti alla individuazione dei siti di fabbricazione, risalendo l'intera filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette effettuati nei mesi scorsi sul territorio palermitano. Particolarmente complessa si è rivelata l'esatta localizzazione degli stabilimenti a causa delle rigorose precauzioni messe in atto dai trasportatori per celare i luoghi di produzione. In tal senso si è reso necessario sviluppare un'intensa e meticolosa attività di monitoraggio che si avvalsa anche di droni, grazie ai quali è stato possibile seguire senza il rischio di essere avvistati gli spostamenti degli auto articolati sul territorio. Le sigarette sottoposte a sequestro, se messe sul mercato, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell'Unione Europea in termini di accise e di IVA evasa pari a 3,2 milioni di euro. Ammonta invece a 350.000 euro al giorno il profitto illecito che l'impianto era in grado di assicurare. In un anno oltre 120 milioni di euro per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro. Un'operazione condotta sotto l'egida dell'ufficio di Palermo della Procura Europea che ha consentito di sequestrare una delle fabbriche clandestine per la produzione di sigarette di maggiori dimensioni a livello europeo. Un polo logistico strutturato su più depositi e stabilimenti con macchinari e attrezzature di ultimissima generazione capaci di produrre ogni singolo giorno 2 milioni di sigarette. Le indagini sono partite da alcuni sequestri effettuati nei mesi scorsi sul territorio di Palermo e hanno risalito l'intera filiera di approvvigionamento. Fondamentale per l'esatta individuazione dei siti l'utilizzo di droni, grazie a cui è stato possibile seguire in tempo reale gli spostamenti degli autoarticolati sul territorio senza il rischio di essere avvistati fino a raggiungere il cuore della centrale di produzione. 10 i soggetti trovati sul posto di nazionalità bulgara e ucraina, alloggiati in stanze di fortuna ricavate all'interno dello stesso stabilimento. Tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Ancora cronaca, fine pena per Patrizia Messina Denaro. C'è il servizio. Ha lasciato il carcere di Vigevano, in provincia di Pavia, Patrizia Messina Denaro, sorella più giovane e prediletta del boss stragista Matteo Messina Denaro, morto nel settembre 2023 nel supercarcere dell'Aquila. Arrestata il 13 dicembre 2013 nell'ambito dell'operazione antimafia Eden, Patrizia ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa e adesso è tornata a Castelvetrano, nel cuore di quella Sicilia che ancora custodisce e in parte protegge i segreti della famiglia più potente e misteriosa di Cosa Nostra. Classe 1970, alter ego del fratello Matteo, nei lunghi anni della sua latitanza, Patrizia Messina Denaro è stata il nodo cruciale nelle comunicazioni più riservate del clan. Lo confermano le indagini della polizia e della DIA, coordinate dalla DDA di Palermo, e lo confermano anche i pizzini ritrovati nel covo di Campobello di Mazzara, tra cui quelli che facevano riferimento proprio a lei. 4.500 AV Patrizia, 1.000 PAT. In un ambiente mafioso dominato da uomini, Patrizia ha avuto infatti un ruolo di primo piano. Nel 2011, raccontano gli atti giudiziari, era lei a tenere in piedi il sistema di contatti del boss latitante sfruttando anche l'anonimato del web.
Profili Facebook con nomi e foto false, poi improvvisamente cancellati poco prima dell'arresto. In particolare si sospetta abbia utilizzato un account con il nome di Lucilla, come l'imperatrice romana. Pensava in grande, infatti. In carcere andò a trovare il marito, Vincenzo Panicola, detenuto a sua volta. Fu allora che ricevette un messaggio delicato. L'imprenditore Giuseppe Grigoli, uomo chiave del sistema economico mafioso, sembrava pronto a collaborare con la giustizia. Patrizia riferì tutto a Matteo, che ordinò prudenza: non toccatelo, perché danno può fare, può diventare una catastrofe. Lei non era d'accordo però, ma si fece come diceva il fratello. Patrizia ha sempre avuto una venerazione assoluta per Matteo. In un pizzino del 96 scriveva: spero che a me permetterai di crescere tua figlia. Era la più piccola, la più determinata, quella che più somigliava al boss, nei modi e nel carisma. Insieme all'altra sorella, Rosalia, adesso in carcere, soprannominata nei pizzini Fragolone, conosceva i nomi e ruoli delle figure chiave del clan ancora da identificare. Parmigiano resta un'incognita, così come il politico o W. Dietro quei soprannomi si nascondono ancora adesso prestanome, colletti bianchi, politici, forse professionisti che continuano a gestire un patrimonio milionario fatto di immobili, aziende, relazioni, ma soprattutto potere. I segreti della longevità nel territorio dei Monti Sicani. Entra nel vivo il progetto Le vie del cibo della lunga vita, valorizzazione della dieta mediterranea. Siamo qui a presentare il progetto in un posto splendido, suggestivo, del territorio di Contessa Entellina, in occasione delle Terre Sicane Wine Fest, con la presenza di tanti giovani, con tante cantine, tante persone in un contesto meraviglioso, spettacolare, che è l'abbazia di Santa Maria del Bosco. Abbiamo presentato qua il nostro progetto, che vede una forte caratterizzazione. Nei nostri territori si vive di più, si vive soprattutto per il cibo, la qualità della vita, ma perché le tradizioni culinarie sono tali che permettono di avere gente che supera rispetto ad altre realtà i 100 anni. C'è uno studio che lo garantisce, e quindi una zona cosiddetta blu, e continueremo da qui a andare a tante altre parti dei Sicani. Don Carmelo Petrone, direttore del settimanale cattolico agrigentino L'Amico del Popolo, ha partecipato a Roma al Giubileo dei missionari digitali. Lo vediamo nelle foto in piazza San Pietro e davanti alla sede della Radio Vaticana. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.